Eletta da poche ore, la sindaca di Rovigo si è trovata ad affrontare già una prima emergenza, la tromba d'aria che ha messo in ginocchio ampie zone della città. Numerosi sopralluoghi effettuati con i vigili del fuoco, incontrando i cittadini. Penso che sia un dovere di fronte a dei problemi essere presente, dopo è chiaro che questi non si possono arginare, però la solidarietà penso sia la prima cosa. Situazione difficile anche in centro storico, nel capoluogo polesano, dove molte strade sono rimaste allagate per buona parte della giornata. I sottopassi di via Amendola e via Forlanini chiusi e piante e alberi sono caduti. In viale Regina Margherita, ad esempio, è stato sfondato il cofano di una macchina. Ci sarà un problema di pulizia sicuramente dei tombini da fare, ecco, mi chiedevano oggi qual è la priorità. Abbiamo guardato fuori dalla finestra e abbiamo capito qual è una delle priorità, è sicuramente questa. Penso che dopo il cielo non si può fermare, ma i tombini si possono sicuramente in qualche modo pulire. Dopo la proclamazione, che renderà ufficiale la sua carica, scatterà anche la possibile richiesta di calamità. Finché non c'è la proclamazione sono una prima cittadina fino ad un certo punto, però sicuramente entro sera sentirò sicuramente il presidente Zaia.